Concerto al Teatro Pirandello, ex patron dell'Acragas compra ben 100 biglietti, autobus in partenza da Montevago e uno in arrivo a Favara. Due cugini originari di Comitini hanno provocato una strage in Belgio a bordo di una BMW, hanno investito la folla che era in strada per una manifestazione di carnevale. Oggi giornata mondiale della sindrome di Down, Confartigianato crea un videomessaggio ed è anche la giornata in ricordo delle vittime di mafia. Calcio bene l'Acragas che vince contro il Misilmeri e consolida il secondo posto, volley prima sconfitta e play-out per la SEAP, basket 19ª vittoria consecutiva per la Fortitudo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura le iniziative di solidarietà a favore dell'Ucraina. Al Teatro Pirandello di Agrigento successo per l'iniziativa benefica dal titolo Sicilia per la pace. Diversi artisti si sono esibiti dinanzi ad una platea che ha fatto registrare il tutto esaurito. A comprare ben 100 biglietti dello spettacolo l'ex patron dell'Acragas Calcio Marcello Giavarini. Vediamo. Un teatro Pirandello gremitissimo di gente ha suggellato nella giornata di sabato sera il successo dell'iniziativa benefica in favore del popolo ucraino Sicilia per la pace. Forte il messaggio di solidarietà e speranza che è partito dalla nostra città nel corso di una magnifica serata svoltasi al Teatro Pirandello che ha regalato a tutti i presenti grandi emozioni. Sul palco della massima espressione del teatro agrigentino si sono avvicendati tanti artisti che con le loro apprezzatissime esibizioni hanno voluto testimoniare la vicinanza all'Ucraina. Mi sento in dovere di ringraziarli tutti, afferma in una nota stampa l'assessore Costantino Ciulla, soprattutto gli agrigentini e non presenti, che con la loro generosità hanno mostrato un grande cuore verso il popolo dell'Ucraina che scappa e si protegge da un'inutile guerra che non avrà né vincitori né vinti, come ci insegna la storia. La faccio una bannera, non mi ci batti un solini, i solini primavera, per me tu si nandia, si cana, quando ridi te, quacchiana, io vengo presso a te, fiori di poesia, che fa sì, è tutto esaurito, tutto prenotato perché Agrigento come al solito risponde alla grande. Quando la solidarietà chiama, Agrigento risponde alla grande. Siamo molto felici che il pubblico abbia risposto, ma soprattutto siamo molto felici sia io che Silvio, Osvaldo e Angelo, gli organizzatori di questo evento, che anche gli artisti che stanno partecipando hanno immediatamente risposto positivamente al richiamo della solidarietà, perché è una cosa importante fare sentire la vicinanza alla gente che per ora in qualche modo sta ascoltando il frastuono delle bombe, la nostra vicinanza attraverso il suono delle note della musica. È bastato solo un attimo chiedere aiuto, chiedere unione e così è stata. Poi sul palco adesso va bene che è vero che la gente ci tiene ad aiutare, però non è che sul palco c'è proprio, cioè abbiamo artisti di un certo livello. No. Intanto tipo sfoggiamo. No, non sto parlando di te, guarda. Cioè, non sto parlando di te. Osvaldo. Allora, Osvaldo Lo Iacono, che soltanto di restituire al pubblico che ha riempito il teatro stasera tutte le emozioni che stiamo provando qui dietro il backstage, a ritrovarci tutti insieme, simboleggiando veramente un messaggio di pace e no guerra che parta dalla Sicilia, dalla nostra città, ma che arrivi al mondo intero, e speriamo bene. Di Fermo noi siamo felicissimi di suonare intanto ad Agrigento e di portare questo grande messaggio e poi speriamo che questo sia l'inizio del ritorno in campo. A fare musica, di tornare a fare musica. Effettivamente non ce lo siamo fatti dire due volte.
perché era l'occasione ideale che ci veniva offerta su un piatto d'argento da Lello D'Alfino per mettere insieme due eventi straordinari. Da una parte una solidarietà nei confronti dei profughi ucraini e dall'altra, cosa che si sposa con la scelta coraggiosa della Fondazione di riprendere la propria attività, quella di finalmente avere un concerto con una finalità benefica che consente ai nostri artisti e che artisti di tornare insieme sul palco e addirittura con un teatro gremito, cioè è una cosa veramente straordinaria. L'ex presidente dell'Acragas, Marcello Giavarini, ha aderito alla gara di solidarietà lanciata dalla Fondazione Teatro Pirandello e dal Comune di Agrigento. Giavarini, sempre attento e sensibile anche alle tematiche sociali, ha accolto l'invito dell'assessore alla cultura e allo sport Costantino Ciulla e ha deciso di acquistare 100 biglietti in occasione del concerto svoltosi sabato scorso denominato Sicilia per la Pace. I biglietti acquistati da Marcello Giavarini su volontà dello stesso e su suggerimento dell'assessore comunale Ciulla saranno donati ai soggetti meno abbienti e un ulteriore messaggio di pace inviato ai cittadini ucraini e russi presenti in città. Gradimento per la lodevole iniziativa ha espresso quindi il primo cittadino di Agrigento Francesco Miccichè, che afferma come ancora una volta Marcello Giavarini ha dimostrato la sua sensibilità come nello sport per la cultura e il sociale. Ne approfittiamo, continua il sindaco, per ringraziarlo e tutti i nostri concittadini che si sono impegnati adoperando in ogni modo, certi che dimostreranno la loro sensibilità nelle prossime iniziative che saranno organizzate per aiutare i profughi di guerra. Ed anche l'Istituto Fermi ha usato la musica ed il canto per dire no alla guerra. Vediamo. Quante volte ci ho pensato su, il mio mondo sta cadendo giù, dentro un mare pieno di follie, ipocrisie. Quante volte avrei voluto anch'io aiutare questo mondo mio per tutti quelli che stanno soffrendo come te. Il mondo che vorrei avrebbe 1000 cuori per battere di più, avrebbe 1000 amori. Il mondo che vorrei avrebbe 1000 mani e 1000 braccia per i bimbi del domani, che coi loro occhi chiedono di più. Salvali anche tu. Per chi crede nello stesso sole, non c'è razza e non c'è mai colore. Perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani è insieme a te. il mondo che vorrei ci sparerebbe fiori, non se
sentiremo più il suono dei cannoni. Il mondo che vorrei farebbe più giustizia per tutti quelli che la guerra l'hanno vista e coi loro occhi chiedono di più. Salvali anche tu. Nel mondo che vorrei. Da Montevago, in provincia di Agrigento, è partito un autobus umanitario diretto in Polonia, carico di medicine e beni di prima necessità per i profughi ucraini, che tornerà in Sicilia con a bordo una quarantina di sfollati che saranno ospitati in abitazioni private a Montevago, mentre un altro autobus ha fatto ritorno a Favara. Ci sono i servizi. Arrivato sabato pomeriggio a Favara il pullman della missione umanitaria Favara for Ukraine, con 57 profughi ucraini scappati dalla guerra. Ad accoglierlo il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, tanti cittadini favaresi, con in testa la sedicenne Carla Bartoli, che ha pensato e portato a termine la raccolta fondi per aiutare e soccorrere le donne e i bambini in fuga dalla guerra. 18 dei 57 profughi resteranno a Favara, ospiti in abitazioni private, e al convento dei frati minori di Sant'Antonio. 15 un'associazione di San Cataldo li ospiterà, 4 andranno dai familiari a Riesi, ad Agrigento, nel quartiere agrigentino di Cannatello, 2 ad Aragona e 10 a Bivona, grazie a una cooperativa Onlus locale. Facciamogli spazio. Un po' di spazio, ragazzi. Sono perché non sono stata la sola a crederci, perché se fossi stata l'unica persona probabilmente a quest'ora non saremmo stati qui, quindi il grazie non va solamente a me, ma va a tutte queste persone che oggi sono qua e che hanno creduto e hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto bellissimo. Io sono fiera dei miei genitori e sono fiera dei miei concittadini, in generale di tutte le persone siciliane, perché io sapevo fin dal primo momento che Favara ha un cuore grandissimo e l'abbiamo dimostrato un'altra volta. Probabilmente l'emozione più forte l'abbiamo provata quando sono saliti a bordo. Per arrivare qua abbiamo tirato un sospiro di sollievo, perché comunque averli al sicuro e sapere che finalmente siamo a casa anche noi, per noi è molto importante e speriamo di poter fare il meglio per loro. Io non ho mai trovato così tanta gente pronta a regalarci e a darci qualcosa. Abbiamo passato i caselli autostradali gratuitamente, ci hanno offerto da mangiare, ho telefonato all'amministrazione generale di Autogrill che subito si è mostrata disponibile ad offrire un pranzo, quindi tanta solidarietà dal Nord Africa, che siamo qui fino ad arrivare al Nord Europa, quindi un'Europa unita tutta per la pace. Partito oggi da Montevago il bus umanitario che porterà in Polonia un carico di medicine e beni di prima necessità e che tornerà in Sicilia con a bordo una quarantina di profughi ucraini. L'iniziativa, denominata Un cuore per l'Ucraina, è promossa dal comune di Montevago in collaborazione con l'associazione di volontariato A Cuore Aperto, da sempre impegnata in progetti di assistenza sanitaria e all'istruzione in Tanzania. Diversi comuni della provincia che hanno partecipato all'iniziativa. I medicinali saranno consegnati a Lublino, a un medico dell'ospedale di Sumi, tra le città ucraine sotto assedio, dove nella giornata di ieri, con l'apertura dei corridoi umanitari, è stato possibile per le agenzie fare arrivare i primi aiuti e i primi soccorsi. Questa mattina
la grande solidarietà che non solo Montevago ma i comuni vicini hanno avuto per questo progetto che ha lanciato il Comune, le associazioni del territorio e l'associazione A Cuore Aperto. I cittadini che hanno aiutato, che abbiamo stracaricato il pullman, sia ovviamente anche nella parte superiore. La tappa principale sarà, dopo l'imbarco di questa sera a Palermo per Napoli, arrivare a Napoli e caricare gli altri farmaci che ci sono stati chiesti con grande insistenza da parte dei medici di un ospedale che lavora sotto le bombe. Dopodiché arriveranno, credo, non so, via Cracovia a Lublino, e lì ci sarà, diciamo, il primo punto di contatto, intanto con una persona del governo polacco che sta facendo da tramite a questa operazione, grazie al professore Ruvolo, e poi con questi medici che con ulteriori camioncini e furgoni verranno a prendere il materiale. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio, io devo ringraziare tutti i volontari in maniera indistinta. Le scatole sono state tutte catalogate, sono con la dicitura di quanto contengono sia in lingua ucraina che in lingua italiana, e stiamo cercando di portare veramente il nostro cuore a questi fratelli ucraini. Siamo poi in attesa di sapere i risvolti. Ad oggi non siamo nelle condizioni di avere il numero delle persone che ritornerà poi qui in Sicilia, dove ad attenderli c'è una comunità che a braccia aperte e col cuore grande ha preparato tutto. Abbiamo avuto aiuti, Burgio è venuto con un pullman, il comune di Burgio, Santa Margherita, sia le associazioni, la parrocchia, hanno partecipato tutte le associazioni di Santa Margherita, poi hanno partecipato singoli cittadini, la comunità di Montevago, Ribera è venuto a portare materiale, insomma ognuno ha cercato di dare quello che noi abbiamo chiesto, e abbiamo chiesto soprattutto medicinali. Infatti il pullman è pieno di medicine e prodotti per bambini, traverse per anziani, bende, garze, questi beni di prima necessità. Secondo la tabella di marcia l'arrivo sarà per martedì pomeriggio in serata, e poi da lì ci terremo in contatto, perché ci sarà appunto chi farà delle riprese, aggiorneremo quotidianamente, anche per una questione di sicurezza, ci aggiorneremo e ci aggiorneranno, e staremo a seguirli lungo tutto il viaggio. Tutto quello che in Polonia avverrà con l'aiuto di padre Sebastian e di questo un medico e un uomo del governo polacco. Poi mi sono raccordata come comune, come sindaco, con la prefettura, col prefetto e con la questura. Monitoreremo la situazione. Sono originari di Comitini, in provincia di Agrigento, i due uomini a bordo della BMW Serie 5 nera che ieri in Belgio hanno provocato una vera e propria strage, 6 morti e una dozzina di feriti. Si tratta di Paolo Falzoni alla guida del mezzo e Nino Falzone, rispettivamente di 34 e 32 anni. Sono cugini, entrambi nati in Belgio da genitori di Comitini. La loro auto è finita contro la folla ieri mattina durante una manifestazione popolare legata al carnevale. Tra le vittime dell'incidente non ci sono bambini o minori. I fatti sono avvenuti intorno alle 5 in Vallonia. Sul luogo dell'incidente erano presenti al momento dell'incidente circa 150-200 persone. È commissario della provincia di Agrigento da 1 mese e mezzo. Parliamo di Raffaele Sanso, con alle spalle un lungo e prestigioso curriculum. Il suo ultimo impegno istituzionale lo aveva visto impegnato come consigliere comunale di Agrigento, eletto nelle liste di Firetto. Il nostro direttore Arturo Cantella. Parliamo di questa sua nuova esperienza alla ex provincia regionale di Agrigento. Da qualche giorno, ecco, come intenderà intraprendere questo suo percorso e quali saranno gli obiettivi nell'ambito delle sue competenze che cercherà di raggiungere? Beh, in primo luogo mi sto occupando delle scuole, le secondarie di secondo grado. C'è un problema di abitabilità, per così dire. Abbiamo grandi problemi di abitabilità perché per fortuna gli studenti crescono, ma le aule non crescono insieme agli studenti. Quindi stiamo cercando di, come dire, ridisegnare l'architettura delle distribuzioni degli studenti nell'Agrigentino. Ci stiamo occupando fattivamente, stiamo spendendo qualche milione di euro per le strade provinciali e ci stiamo occupando anche contemporaneamente e primariamente dello smaltimento delle
delle porcherie che molti cittadini poco civili lasciano lungo le strade. Anzi, colgo l'occasione per invitare i cittadini ad essere cittadini, non cialtroni che lasciano l'immondizia lungo le nostre strade. E quando i nostri amici europei ci vengono a trovare, non debbono trovare l'immondizia, ma il sole, i fiori, l'accoglienza, non la nostra maleducazione. Ecco, qual è il rapporto con la Regione? Si faranno degli investimenti, arriveranno le risorse o sarà, diciamo, un momento così, diciamo, solo istituzionale, che la provincia dovrà andare avanti più per induzione che per fattiva reale finanziamenti e capacità di agire? Come ha detto il presidente dell'ANCI regionale, Leoluca Orlando, non è un problema di soldi, è un problema di capacità di spesa, di procedure. Siamo in difficoltà perché non è che manchino i soldi, occorrono le idee per spendere i soldi, occorre stabilire le procedure. La Regione è a fianco di tutte le province di Agrigento, devo dire in maniera particolare, ho avuto un colloquio con il Presidente prima che mi nominasse e si è raccomandato, ci verrà a trovare appena, come dire, superata questa fase di insediamento, e con lui studieremo ulteriori forme. La Regione ci è molto vicina, noi dovremmo essere capaci di impiegare bene le risorse che Regione, PNRR e finanziamenti statali ci metteranno a disposizione. Perché il grande dramma sono le strade provinciali abbandonate a se stesse, le lamentele arrivano, non ultime quelle di Don Mario Sorce, che hanno fatto delle manifestazioni proprio sulle strade provinciali, quella di Ribera e altre. Sì, però bisogna dire che sono stati anni di abbandono francamente. Però nel prossimo quinquennio spenderemo 50 milioni di euro, sono già stati programmati, quest'anno abbiamo già appaltato circa 8 milioni, quindi siamo sulla buona strada, stiamo riprendendo a camminare. Io sono fortunato perché prima c'era poco, adesso ci sono le risorse e stiamo cominciando a lavorare. Gli uffici sono al lavoro dalla mattina alla sera. No al ricorso del sindaco Pogliese, confermata la sospensione della carica. Il Tribunale Civile di Catania ha rigettato il ricorso cautelare presentato dai legali del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, contro la Prefettura e il Ministero dell'Interno, e avente ad oggetto la questione del conteggio dei termini relativi al provvedimento che ha sospeso Pogliese dalla carica per 18 mesi in applicazione della legge Severino. Salvo Pogliese è stato condannato il 23 luglio del 2020 dal Tribunale di Palermo per peculato a 4 anni e 3 mesi di reclusione nell'ambito di un'inchiesta sui rimborsi all'Assemblea regionale come vicepresidente del gruppo del Popolo della Libertà. Il processo d'appello inizierà il prossimo 9 giugno. Ribaltato il verdetto del Tribunale di Agrigento, la Corte d'Appello di Palermo, sezione lavoro, ha confermato la legittimità anche del 7° licenziamento di un dipendente da parte della TUA, l'azienda che gestisce i trasporti pubblici urbani ad Agrigento. Nel 2017 la TUA, avvalendosi di un'agenzia investigativa, ha denunciato una serie di condotte ritenute illecite poste in essere da alcuni autisti, come la vendita a bordo di titoli di viaggio di tariffa A che non possono essere venduti a bordo, invece di quelli in loro dotazione di tariffa B, e l'appropriazione di somme di denaro derivanti dalla vendita dei biglietti. Ecco perché la TUA ha licenziato gli autisti, denunciandoli anche alla Procura della Repubblica di Agrigento. Lo scorso luglio sono stati rinviati a giudizio dal Tribunale di Agrigento. Confartigianato Agrigento in occasione della giornata mondiale della sindrome di Down, che ricorre oggi, lunedì 21 marzo, ha ideato e prodotto un videomessaggio in collaborazione con le aziende del territorio. Vediamolo. Abbiamo immaginato uno spot che non fosse filosoficamente legato ai portatori della sindrome di Down, ma uno spot che raccontasse la realtà della nostra provincia. Vedrete aziende che fanno parte della nostra associazione, ad esempio Luca il barista, che serve ogni giorno con la sua simpatia i clienti del territorio, ma anche uno spot girato, immaginato, prodotto da aziende di Agrigento. Essere down non vuol dire essere giù, vuol dire aiutare le persone che si sentono giù. I miei sorrisi contagiosi, i miei abbracci favolosi e il mio cuore d'oro puro. La sindrome di Down non è una tragedia. L'indifferenza è una tragedia.
E oggi è anche la giornata della memoria e dell'impegno in occasione delle vittime innocenti di mafia. Vediamo. Alcune storie continuano ben oltre la parola fine. Storie di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, donne e uomini. Chi ha combattuto, chi ha detto no, chi stava semplicemente vivendo. Ogni anno il 21 marzo, primo giorno di primavera, si celebra la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente mai pronunciare il suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome. Dal 1996 ogni anno una città diversa. Un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare nomi e cognomi come un interminabile rosario civile per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Il 21 marzo in tanti luoghi del nostro paese si fa vivo un abbraccio, virtuale ma sincero, ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, per non dimenticare. Ma andiamo a ritroso. Durante la commemorazione del primo anniversario della strage di Capaci si avvicinò a Don Ciotti, la madre di Antonino Montinaro, agente della scorta di Giovanni Falcone, morto anche lui nell'attentato. La donna gli chiese perché il figlio non venisse mai nominato, manifestando così il dolore nel veder negato ad Antonino anche il diritto di essere ricordato con il proprio nome. Il suo desiderio era quello di ricordare anche gli agenti della scorta e tutti i non mafiosi morti durante la lotta alla mafia. Da quella volontà nacque proprio la decisione di scegliere il 21 marzo come la giornata dedicata a tutte le vittime innocenti della mafia, il giorno di primavera, simbolo di rinascita attraverso il ricordo. Don Ciotti, frequentatore assiduo dei gruppi parrocchiali di Torino, riesce così ad organizzare nel 1965 un gruppo chiamato Gioventù, con l'obiettivo di aiutare già a quell'epoca i disadattati e i tossicodipendenti per strada, sempre con la volontà di aiutare i tossicodipendenti e le persone vittime di varie dipendenze. Fonda negli anni 70 il gruppo Abele, successivamente crea l'associazione Libera, con la quale si occupa di lotta contro i soprusi delle mafie. L'impegno di Don Ciotti si allarga al contrasto alla criminalità organizzata dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Nell'estate del 92 fonda il mensile Narcomafia, il coordinamento di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Nel 96 l'associazione di Don Ciotti raccolse più di 1 milione di firme a favore dell'approvazione della legge sull'uso sociale dei beni confiscati. Oggi Libera è un punto di riferimento per oltre 1600 organizzazioni nazionali e internazionali. Il suo obiettivo è quello di alimentare un cambiamento etico e sociale che riesce a spezzare alla radice i fenomeni mafiosi e ogni forma di illegalità. Per vittime innocenti della mafia si intende tutte quelle persone che hanno perso la vita in attentati mafiosi o comunque per mano di persone appartenenti al mondo del crimine organizzato. Molte di queste persone, oltre ad essere innocenti, ossia non aver avuto nessun tipo di legame con la mafia, ma anzi averla combattuta, sono persino vittime di scambi di persone o di conflitti a fuoco che non li riguardavano. L'idea di Libera è di creare un elenco di tutte le vittime innocenti delle mafie e nasce grazie alla volontà specifica di Don Ciotti e di Saverio Antiochia. La signora Antiochia, madre di Roberto, agente della scorta di Ninni Cassarà, ucciso nel 1985, suggerì di raccogliere tutti i nomi, anche quelli sconosciuti, delle vittime di mafia. Questo lavoro avrebbe avuto la responsabilità di creare una memoria che fosse un impegno serio, un ricordo tangibile, che non si fermasse alla celebrazione retorica. L'elenco delle vittime innocenti delle mafie viene letto ogni anno in tanti luoghi in Italia e nel mondo. La lotta per veder riconosciuto il ricordo di tutti loro è una lotta che serve a conquistare la verità e la giustizia per tutte le vittime, assicurando loro la stessa dignità nel ricordo riservata alle vittime più famose. Ad oggi in Italia sono morte per mano mafiosa 1.600 persone. L'auspicio più grande è che questo numero non si modifichi e che l'unica nuova morte sia proprio quella della mafia in tutte le sue forme. Una madre esasperata dall'ennesima serie di minacce rivolte nei suoi confronti ha deciso di rompere il muro del silenzio e denunciare ai poliziotti del commissariato di Canicattì il proprio figlio. La vicenda è l'epilogo di una lunga lista di episodi del genere che spesso sono scaturiti in violente discussioni gravide di minacce. Nell'ultimo caso il figlio, un 25enne di Canicattì, le avrebbe detto: dammi i soldi o ti ammazzo.
Quest'ultima ha così deciso di chiedere aiuto agli agenti di polizia del locale commissariato sporgendo denuncia. I reati ipotizzati e contestati al figlio sono minaccia, estorsione e danneggiamento aggravato. La discussione sarebbe nata per l'ennesima richiesta di denaro del giovane e al conseguente scatto di ira. Ancora nessun intervento a rimedio dell'erosione marina di Eraclea Minoa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Dal 2017 l'associazione Mare Amico denuncia l'erosione costiera che sta già divorando la spiaggia di Eraclea Minoa. Negli ultimi anni sono spariti oltre 200 metri di spiaggia dorata e più di 70 metri di boschetto. Dopo la nostra segnalazione, il governo Musumeci ha stanziato 4 milioni di euro, ha realizzato il progetto consistente nel posizionamento di 3 pennelli subottagonali alla linea di costa e al ripascimento artificiale della spiaggia mediante l'utilizzo della sabbia del vicino porticciolo turistico di Siculiana Marina, anche se Mare Amico avrebbe preferito il posizionamento delle meno impattanti barriere soffolte. Nel 2019 in pompa magna viene annunciato l'imminente inizio dei lavori. Siamo nel 2022 e i lavori non sono ancora iniziati e la mareggiata di scirocco di qualche giorno fa ha inghiottito una nuova fascia di boschetto. Decine e decine di alberi sono venuti giù come dei birilli. Dicono che tutto sia pronto da mesi, invece l'elefantiaca burocrazia degli uffici regionali continua a bloccare tutto e a chiedere ancora permessi su permessi, alcuni francamente ridicoli. Mare Amico intende quindi chiedere conto e ragione agli uffici regionali per questa loro inefficienza. Non è possibile ancora assistere al silenzio di questa lenta agonia di una delle più belle spiagge della Sicilia, come si vede dalle immagini. È incredibile come un progetto pronto da anni non possa essere realizzato per colpa di pastoie burocratiche e quindi salvare la spiaggia di Eraclea Minoa aggredita dall'erosione costiera. Oggi l'ultimo impedimento è rappresentato dal ritrovamento di una barca di nessun valore storico che ne impedisce la realizzazione di questo progetto che a Mare Amico non piace perché è incredibile come nel 2022 si realizzino ancora delle barriere subortogonali invece di barriere soffolte che avrebbero un bassissimo impatto ambientale. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. L'Istituto Anna Frank di Agrigento apre le porte agli studenti di Austria, Bulgaria, Irlanda e Slovenia che partecipano al progetto Erasmus+, il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Si terrà da oggi 21 marzo al prossimo 25 ad Agrigento la settimana dell'Erasmus che vede l'Istituto Comprensivo Statale Anna Frank di Agrigento impegnato con altre 4 scuole europee di Austria, Bulgaria, Irlanda e Slovenia in un progetto di partenariato internazionale approvato dall'Agenzia Nazionale Indire nell'ambito del programma europeo Erasmus+. Stamani la cerimonia di saluto presieduta dal dottore Alfio Russo che ha portato il benvenuto alle delegazioni. Presente anche il comune di Agrigento, l'assessore Valeria Proto, il commissario straordinario della provincia Raffaele Sanzo. Sì, questa è la fase conclusiva di un progetto sulla metodologia delle Flipped Classroom, della cosiddetta classe capovolta, che è iniziato 3 anni fa ed è l'ultimo appuntamento di un percorso che abbiamo sviluppato con le scuole austriache, che è la scuola capofila, con la scuola irlandese, con la scuola bulgara e la scuola slovena. È importante fare incontrare i ragazzi, farli confrontare e anche fare confrontare tra di loro i docenti, per cercare di costruire insieme quella cittadinanza europea di cui avvertiamo la necessità proprio in questi giorni in cui vediamo purtroppo scene di guerra e non scene di solidarietà e di pace tra i popoli europei. Il progetto Erasmus nasce con l'intento di preparare le nuove generazioni, noi cerchiamo di fare la nostra parte e poi speriamo bene che i ragazzi riescano a cogliere il messaggio. Ci tenevo a portare il saluto della città a questi ragazzi che provengono da 4 nazioni della nostra bellissima comunità europea. Come giustamente avete ricordato è un periodo molto difficile e vedere oggi ragazzi che parlano lingue diverse ma comunicare tra di loro è molto bello e questo ci dà tanta speranza. Anche in inglese. I'm really happy to be here and it's
wonderful. Thank you very much to the school for inviting us, and it's really a good time here in Sicily, perché Sicilia molto benissimo. È la prima volta che viene ad Agrigento? Yes, I have been in Agrigento third time. No, because we had another project earlier with the school. It was really great. E quanti alunni avete portato? Quanti studenti, children? Quanti... Abbiamo 6 bimbi, studenti e... Sì, sono venuto molto volentieri, ho accettato l'invito del preside perché questa è l'Europa che vogliamo, giovani che si incontrano, che si abbracciano, si baciano, si conoscono. La guerra non ci appartiene. Sono venuto e tornerò in ogni occasione in cui ci sarà la possibilità di incontrare i nostri amici europei, non italiani, europei. Io sono andata in Slovenia, come esperienza è stato bellissimo, non me lo aspettavo che sceglievano me, è una cosa molto emozionante, fare anche socializzare con gli altri, anche senza conoscerli, parlavamo così. Samuele, prima il viaggio in Irlanda e oggi i ragazzi irlandesi sono qui, quali emozioni provi? Allora, io intanto quando mi hanno scelto per l'Irlanda non ci potevo credere perché c'erano tutti i professori e tutti anche i miei genitori che dicevano che non mi avrebbero scelto mai e poi ho scoperto che effettivamente parlare anche con un'altra lingua con altre persone straniere è stato molto emozionante perché ho scoperto che, diciamo, non so parlare però riesco a comprendere e socializzare con le persone anche con un'altra lingua diversa da... Samuele come? De Benedictis. E tu? Sefra Maria Sardone. Tra gli eventi culturali in calendario per il 2022 il Porsche Club Sicilia, con sede a Isola delle Femmine, ha scelto la provincia di Agrigento con soggiorno a Favara. È stato possibile ammirare, lo hanno fatto tantissimi cittadini favaresi, per tutta la giornata di sabato la quarantina di splendide Porsche parcheggiate in piazza Cavour nello spazio autorizzato per l'evento dal sindaco Antonio Palumbo. L'occasione è servita per promuovere le bellezze del luogo ed entusiasmare i soci del club. In particolare hanno visitato il castello Chiaramontano, la Farm Cultural Park e la biblioteca Barone Mendola. A conclusione, nella serata, una cena di gala nel prestigioso hotel a 4 stelle Alba Palace, già vincitore nel 2017 del Premio Internazionale di Architettura e Design. Brutta disavventura al molo di Cala Pisana a Lampedusa, un'auto è finita in mare, 5 persone, tra cui una donna, sono state travolte dalle onde in tempesta. Si erano recati sul molo per fare delle fotografie quando sono stati travolti dalle onde. Immediatamente gli occupanti dell'autovettura hanno abbandonato l'abitacolo per mettersi in salvo e hanno fatto appena in tempo, dato che poi l'auto è finita in mare. Sul posto, lanciato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno recuperato la vettura. Mazzara del Vallo, Porto Canale, siamo con il comandante del peschereccio Sirio. Baldo, ecco le difficoltà che in questi giorni non solamente voi come marineria, ma è la più importante del Mediterraneo, problemi legati al carburante. Mi dicevano che solo per un pieno già sono spese vive 70.000 euro. La politica le capisce queste cose, che il carburante per voi, che è la materia prima per uscire per mare, è arrivata come se fosse la gelleria? Stanno cercando di fare qualcosa, però noi già veniamo da problemi pure vecchi. Ogni giorno si aggiunge un problema, quindi non è più solo il caro gasolio che è per tutti, la cosa va sempre più, diciamo, a peggiorare. La politica vi ascolta il grido d'aiuto che lanciate, perché mi pare la politica che è sorda spesse volte. Abbiamo solo la volontà, ancora oggi un po' di grinta pure per l'età, la giovane età, di andare solo a lavorare. Quanti anni c'è? Io ho 32 anni, ho preso il posto del papà che già si è messo in pensione. Perdonami la domanda, ma un danno fatto pentere di aver avuto questa scelta? C'è un po' di grinta per la giovane età, come ti dicevo, però un po' di grinta si perde per situazioni che magari uno non riesce a affrontare, quindi un po' uno dice sto facendo la cosa giusta o la cosa sbagliata. Non siamo sicuri di andare a lavorare, garantire pure i marittimi uno stipendio fisso mensile. Alla giornata, viviamo la giornata. Da generazioni noi facciamo questo mestiere, soprattutto qua a Mazzara si vive di pesca, però vivere di pesca che significa? Che dobbiamo morire pure, vogliamo essere pure tutelati.
sbagliati. La fonte primaria dell'economia mazzarese, ma non solamente, perché se non andate per mare voi stupisce da non arriva. La politica dipende da cosa gli fa più comodo fanno, a noi pescatori ci lamentiamo e qualcosa la risolvono, qualcosa no. Non sono costanti con i problemi che abbiamo, ogni tanto risolvono una situazione però se ne trascura un'altra. Oggi i problemi sono diventati troppi, quindi è inutile che parliamo di un problema dove ce ne sono altri dietro. Possiamo dire una caserma dei problemi. È una caserma, sì, siamo stati un po' trascurati o la colpa è pure nostra che magari non ci siamo opposti a determinate cose. La colpa ce la prendiamo pure noi. 50 e 50. 50 e 50. Siamo arrivati a un punto di non ritorno, col carburante alle stelle, mi pare che... Ora proprio abbiamo toccato proprio il fondo. Ora da qualche giorno è uscito, diciamo, il fermo biologico, è stato un evento, diciamo, perché di solito lo facciamo agosto o dicembre e io ho deciso di fermare l'imbarcazione per tanti motivi. Io con mio fratello abbiamo deciso di fermarci, siamo 7 tabelle di armamento, ma anche con il lavoro che facciamo volendo siamo pure troppi e quindi però chiedono 7 persone e cerchiamo di mantenere il personale che chiedono. In piena campagna elettorale, da capitano coraggioso di non lasciare questo lavoro, cosa chiedi? Ma il grido è quello di tutelarci perché i problemi li sanno, parlamentari oppure chi sta in politica che è pure qua di Mazara, quindi i problemi li sanno, mica che non li sanno. Il problema è che non si vogliono risolvere, non si possono risolvere, non lo so qual è il problema, io non te ne so parlare della politica al 100%, basta solo un po' di volontà a vedere un po' cosa c'è da fare. Io posso dare un consiglio su delle cose sbagliate che magari, perché in questi anni ci sono state fatte pure delle leggi sbagliate nei nostri confronti, dove che magari non hanno senso, ma che già sanno, siamo tutti consapevoli e tutti sono informati dei problemi che ci sono qua, soprattutto a Mazara. Siamo adesso allo sport, partiamo dal calcio con risultati e classifica a seguito della 25esima giornata del campionato di eccellenza. L'Akragas vince il big match contro il Misilmeri e blinda il secondo posto, è la 6ª vittoria consecutiva senza subire gol. Carmelo Lentini. È stata una vittoria salutare per l'Akragas di Nicolò Terranova che grazie ai 3 punti conquistati solidifica la seconda posizione in classifica generale, portando così a 5 i punti di distacco dallo stesso Don Carlo Misilmeri. Non è stata una gara facile da affrontare anche perché la squadra di Salvatore Utro, specie con gli esterni alti, riusciva a tenere sotto pressione l'attenta retroguardia biancazzurra. Dopo alcuni tentativi a rete con Finesse e Prestia, il Misilmeri si rende pericoloso con una conclusione di Cerniglia che termina poco distante dalla porta. Al 44esimo l'episodio importante della gara. L'11 biancazzurro trova la giusta strada per entrare in aria e guadagnare un evidentissimo calcio di rigore. Se lo procura l'attaccante argentino Santiago Pasivic, che viene affrontato con decisione da un difensore avversario e cade in piena aria. L'arbitro a 2 passi non ha alcuna esitazione ed assegna il penalty che lo stesso attaccante realizza. Al ritorno in campo l'Akragas, sempre in velocità, sfiora la seconda rete con Prestia e lo stesso Pavisic. Poi arriva l'episodio dell'espulsione di Cerniglia per doppia ammonizione e gli animi si calmano con la compagine dei Templi che gestisce la gara senza troppi patemi d'animo. Mercoledì prossimo, infrasettimanale con il Canicattì per un match che promette spettacolo. Ma si sono giocate appena 6 gare in questa giornata di campionato, in quanto per il problema Covid sono state rinviate Marsala Mazzara e Nissa Casteltermini. Rispetto alla domenica precedente la classifica è cambiata, anche perché l'Akragas, superando il Don Carlo Misilmeri, lo allontana di ben 5 punti. Anche il buon pari esterno del Pro Favara con la Mazzarese rallenta il cammino di entrambe le squadre, mentre il successo dell'Enna con il Cus Palermo, con una rete al 92esimo di Milizia, permette alla compagine gialloverde di entrare nella zona playoff. Appena 2 punti sotto lo Sciacca che ha superato il Castellammare e spera ancora in un sorpasso. Ed ora spazio alle interviste. Serve una partita attenta, una partita di grande concentrazione, di grande applicazione, di grande determinazione. I ragazzi onestamente sono stati
quasi perfette, perché poi cerco sempre di trovare il pelo nell'uovo, no? Forse quando siamo passati in superiore numerica ci siamo abbassati troppo, non abbiamo capito subito che avevamo un uomo in più in mezzo al campo, dovevamo stare più alti. Poi per il resto il tema tattico della gara era chiaro, concedere meno giocate a Concialdi, nel caso in cui fosse riuscito a trovare la giocata, assorbire la profondità degli attaccanti. Onestamente abbiamo lavorato tutta la settimana bene, i ragazzi hanno applicato alla lettera tutte le esercitazioni che abbiamo fatto durante la settimana. Avevate detto prima della partita, l'episodio può essere decisivo e così è stato. Sì, abbiamo vinto con l'episodio del rigore, però credo che in termini di situazioni, di occasioni, l'Agrias abbia meritato ampiamente la vittoria. Il nostro portiere non ha mai fatto una parata se non qualche uscita, e il loro portiere invece ho visto che si è esaltato chiaramente su due conclusioni, una di Prestia e una di Pavisic, quindi siamo contenti, però sappiamo che già fa parte del passato. Il pensiero va alla partita di mercoledì, che per noi è più importante forse del Canicattì stesso, perché credo che il Canicattì onestamente deve essere obiettivo, abbia già vinto il campionato, quindi per noi è una tappa fondamentale per raggiungere un obiettivo che gratifica tutti, gratifica l'ambiente, gratifica la società, i giocatori e lo staff. Come vivrà Terranova questa partita? Una partita particolare, ho lasciato tanti amici a Canicattì, abbiamo passato una stagione bellissima. Purtroppo non abbiamo raggiunto l'obiettivo per episodi, per un calcio di rigore, sia nella fase finale della Coppa Italia, sia nei playoff nazionali. Quindi diciamo che ho lasciato un pezzo di cuore, ho lasciato tanti amici, il Canicattì mi ha dato tanto, spero di aver dato quello che mi hanno dato loro in quell'annata. Torniamo alla partita con Misilmeri, un'Acragas volitiva, un'Acragas che ha bene in mente quello che è il suo cammino ancora in questo campionato. Abbiamo notato anche una presenza del pubblico numerosa, insomma è un'Acragas che sta crescendo complessivamente. Sì, nel giro di 1 o 2 settimane abbiamo focalizzato quello che era l'obiettivo dell'intero ambiente. Ci siamo adeguati subito alla piazza, ho fatto capire a questi ragazzi che indossavano una maglia importante, perché ero stato da avversario, quindi sapevo quando affrontavo l'Agrias che era una partita non come le altre, e quindi i ragazzi hanno percepito che si poteva fare qualcosa di importante. Onestamente grazie alla loro disponibilità ci stiamo riuscendo. Sì, grazie a Dio ho avuto la fortuna di fare il rigore e va bene. Questo ha portato la squadra a vincere, quindi siamo contenti e speriamo di continuare così. Abbiamo una settimana dura, ma siamo preparati. Quanto è stato difficile vincere questa partita? Era questa la partita che vi aspettavate? Sì, noi la partita la facciamo in settimana e l'abbiamo visto, l'abbiamo sistemato così. La volevamo giocare così e sappiamo, come dice sempre il mister, che ci sono tante partite dentro la stessa partita e penso che oggi abbiamo stato intelligenti e abbiamo saputo giocare tutte le partite che ci sono nella stessa partita. L'Acragas continua a vincere, è importante, avete blindato il secondo posto anche se ancora ci sono diverse giornate da giocare. L'ho detto a un collega tuo, quando uno vince ti porta a vincere e ti rende felice. Stiamo facendo le cose bene, ci stiamo allenando bene e vabbè, questo è lo che dimostriamo in campo. Ancora calcio, adesso i risultati di promozione e prima categoria con Carmelo Lentini. Per quanto riguarda le altre categorie, hanno osservato un turno di sosta sia la Serie D che la terza categoria, per cui spazio alla promozione e alla prima categoria.
In promozione a Raffadali non riesce il colpaccio. La compagine di Giovanni Falsone ha trovato nella Folgore di Castelvetrano un osso duro da superare e si deve accontentare di un salomonico pari che muove poco la classifica generale. Va male invece al Camarat che, pur giocando contro una diretta concorrente per non retrocedere, deve cedere le armi con il super giovane Castelbuono per 2-1. Adesso la compagine della montagna è stata raggiunta in classifica e retrocede al penultimo posto. Ci vuole un convinto colpo di coda, anche perché adesso la zona play-out è diventata realtà. Per quanto riguarda la prima categoria, brillante vittoria a son di gol dell'Atletico Favara, che nella partitissima contro il Bagheria trova la giornata propizia per rifilare 5 reti al frastornato avversario palermitano. Una gara perfetta, quella del tecnico Francesco Fanara, che supera il Bagheria con un tris di Fanara e i gol di Scuderi e Bonaffino. Grazie a questa vittoria la compagine favarese raggiunge la seconda posizione in condominio con lo stesso Bagheria e i cugini del Gemini. A proposito di quest'ultimo, la compagine di Renato Maggio ha superato di misura il Don Bosco Mussomeli grazie alla rete vincente di Scrudato. Si risveglia il Ravanusa, che nell'anticipo del sabato ha superato per 3-1 la Sommatinese. I gol sono stati segnati da Giarrana, Brancato e Merli. Infine va male al Bedoclina sul campo della capolista Aspra, ma esce dal rettangolo di gioco a testa alta dopo una gara intensa e combattuta. Basket Serie B, la Fortitudo Moncada Agrigento ha conquistato la 19ª vittoria consecutiva vincendo 93-54 contro la Viola Reggio Calabria. Prossima partita in trasferta a Sant'Antimo. L'allenatore Catalani commenta: era una partita complicata, in settimana abbiamo avuto qualche problema fisico e dovevamo ritrovare ritmo e vittoria. È un dato molto importante aver concesso solamente 54 punti, abbiamo giocato bene in difesa. Il risultato non rispecchia il valore effettivo di Reggio perché è un'ottima squadra e sono contento di aver portato a casa una vittoria contro di loro. Volley, la SEAP dall'Icardillo Pallavolo Aragona ha giocato la prima partita dei play-out salvezza nel campionato di Serie 2 femminile ed è stata sconfitta in trasferta 3-0 a Milano dal club Italia Crai Milano. Domenica prossima, 27 marzo, in occasione della seconda giornata di ritorno del pool salvezza, la SEAP Aragona ospiterà al Palamoncada a Porto Empedocle il Volley Vicenza alle ore 17. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.